Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Tolmezzo, coadiuvata da due operatori dello Spelo Alpino Fluviale, presso la forra della Chiavenate nel comune di Cavazzo Carnico per soccorrere Perla, una cagnolina da caccia che era scivolata cadendo all'interno del canyon senza possibilità di uscirne autonomamente. Giunti sul posto, grazie alle indicazioni del proprietario del cane, i vigili del fuoco hanno individuato l'animale e hanno iniziato le operazioni di preparazione per il suo recupero. Dopo aver allestito gli ancoraggi e predisposto la manovra, un vigile si è calato per circa 30 metri all'interno della forra, ha raggiunto Perla, che a prima vista presentava solo qualche lieve ferita, e ha sistemato la cagnolina all'interno dell'apposito imbrago per animali. Appena il vigile e il cane erano pronti a risalire, i colleghi hanno iniziato la manovra di recupero utilizzando la tecnica del paranco. Una volta riportata in zona sicura, Perla è stata affidata alle cure del suo padrone. L'intervento di soccorso si è protratto per circa 3 ore.